La fase più critica è passata per Cristian Barzan, ricoverato in ospedale dopo il gravissimo incidente avvenuto il 7 giugno scorso a Povegliano, nel quale perse la vita Giuseppina Lobrutto. Presto dovrebbe essere dimesso. Per lui niente carcere. Il giudice delle indagini preliminari ha revocato la precedente ordinanza ritenendo che fossero venuti meno i gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui era accusato e li ha rivalutati, quindi escludendo anche l'omicidio volontario, riconfigurandolo in omicidio stradale, quindi di natura colposa. Intanto continuano le indagini e gli accertamenti richiesti anche dalla difesa. Riteniamo che siano degli approfondimenti di natura tecnica e quindi di natura oggettiva che sono assolutamente importanti per comprendere esattamente quello che è avvenuto all'interno dell'autovettura. Non ci sarebbe stata l'intenzione di provocare il gravissimo incidente, secondo il GIP, e ci sarebbero inoltre delle discrepanze nelle dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzata che era in macchina con lui. Ed è lei che avrebbe accusato il giovane di aver intenzionalmente provocato il sinistro per porre fine alle loro vite. Non solo, ma il ragazzo è stato indagato per omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Noi in questo momento abbiamo una situazione cautelare con riferimento alla quale il giudice ha ritenuto che non vi fossero gravi indizi per i reati di cui era accusato. Legittimamente la procura potrà continuare a sostenere anche l'omicidio volontario e gli altri reati per i quali aveva chiesto e inizialmente ottenuto la misura cautelare, e questa è una valutazione che ovviamente farà la procura e il pubblico ministero incaricato. Per il momento Cristian ha potuto tirare un respiro di sollievo, ma il pensiero di quanto accaduto non lo abbandona. Chiaramente ha manifestato grande soddisfazione perché al momento il pericolo della restrizione carceraria è venuto meno. Rimane fortemente per lui e per i genitori il grande rammarico comunque per la morte di una persona certamente incolpevole.